Ed è una nuova iniziativa che Vela e altre istituzioni promuovono come prodromo, come anteprima della Regata Storia. La prima volta viene fatto, io passo la parola direttamente a Piero Rosasalva, che è presidente di Vela e anima della iniziativa. Le immagini e le emozioni che vivremo non le si possono raccontare. Vela ovviamente è un braccio operativo dell'amministrazione comunale, organizza tra le altre cose la regata storica e ha accolto con grande entusiasmo la proposta dell'associazione Regatanti Veneziani, che raccoglie tutti i grandi campioni più giovani e meno giovani del remo, per questa iniziativa, un'anteprima della regata storica che ci ha consentito di portare la Voga Veneta dopo 500 anni all'interno dell'Arsenale, grazie anche ovviamente all'approvazione dell'amministrazione comunale, in particolare del commissario Vittorio Zappalorzo, che ringrazio. C'è stata l'adesione del coordinamento associazioni remiere e quant'altro, insomma, tutto il mondo della Voga ha apprezzato l'idea. Poi se l'idea sarà buona, lo stiamo vedendo in questo momento, mi sembra di sì. Il fascino dell'Arsenale da un lato e la grande emozione che può dare la Voga alla Veneta da un altro lato ci hanno portato qui. L'anteprima della regata storica è la vera novità della stagione 2014, è l'occasione di far conoscere ai veneziani l'Arsenale, ma è anche un modo di valorizzare la regata storica. La regata storica è un evento tradizionale, un evento molto amato in città e forse è un modo di farlo vivere e di sdrammatizzarlo, avere questo prologo dove i campioni una settimana prima si confrontano con gare veloci e dimostrano che è un vero sport la Voga alla Veneta.